Buongiorno, benvenuti, bentornati, perché ieri è stata la prima diretta streaming molto soddisfacente, molto bello. Questa idea ci entusiasma di potervi portare nel Carnevale di Venezia, la più bella manifestazione del mondo, così, in tutto l'etere possibile e immaginabile, ma non sono da solo e voglio innanzitutto chiamare la mia partner meravigliosa, Linda Pani. Ma eccola buongiorno, qua. Pensavo dicessi partner in crime. Buongiorno, buon pomeriggio, good afternoon. Allora, ieri si è aperto un po' anche il mondo dell'entertainment e quindi abbiamo fatto delle festicciole. Oggi siamo un po' rintornati, sì, ma vedrete che voce man mano e stanchi, esatto. riusciremo, la voce si sente, voglio spiegarvi il perché di questa voce. In realtà voglio chiedere a Linda, il pretesto era anche quello, come è cominciata la tua carriera radiofonica anche in particolare? Sì, Ieri hai fatto principe. la vocalist, ma in funzione di una tua Certo, presenza, radio, ecco. Esatto, della radio in cui lavoro tutte le mattine dalle 11 alle 13 in diretta su Radio Peter Pan in co-conduzione con Joe, ed è nato tutto un po' per caso, un po' per gioco, perché io da piccola ascoltavo la radio, ero affascinata, ma mai avrei potuto pensare che questo potesse diventare un mestiere. E invece è stato così, quindi oggi devi sapere, principe, ma penso che tu lo sappia, non so, lo diciamo anche ai nostri amici che ci stanno seguendo, oggi è il World Radio Day, è la giornata mondiale della radio, quindi saluto tutti i colleghi della radio e tutti coloro che lavorano nel mondo dell'intrattenimento, perché oggi è una giornata veramente speciale. È bella, la radio è un mezzo straordinario di comunicazione, l'ho sempre amato, è anche il più antico se vogliamo ovviamente, Esatto. E l'ho fatta anch'io, e la faccio anch'io, però registro e poi mandano in onda, anche perché non avrei tempo di andare in studio, però agli inizi ci andavo a Radio Capital all'epoca. Ed è utilissima. Tu fai l'attrice però anche, Esatto. perché sento che la tua dizione è molto curata e molto bella. Sì, cerco Quindi di prestarci attenzione. Sì, assolutamente, io, sì, beh, il momento egocentrismo, principe, ma che bello che mi per lasci una volta che ti faccio questo come spazio, mi no, fai non complimenti, Dai. non sono abituata. Ma fai anche teatro, Sì. fai anche... Allora, teatro adesso faccio stai veramente facendo poco. diretta quasi una Esatto. televisione sostanzialmente. Sì, grazie alla radio comunque sto cominciando anche a condurre qualcosa, quindi il mio sogno fin da piccola di fare l'attrice e la conduttrice si sta lentamente realizzando con calma, perché voglio diventare una professionista, quindi sto studiando tanto e I'm very happy for this. That's quindi very nice. attrice. This beautiful girl is not just beautiful, is also talented and smart. Oh my God. That's what I want to say. Of course, it's a carnival joke. Ah, ecco, mi sembrava troppo bello per essere vero. Siamo in uno studio, come vedete, Certo. e abbiamo una fine dicitrice, però in realtà il carnevale è già cominciato ieri stupendamente. Abbiamo anche la fortuna di avere delle bellissime giornate, tra l'altro, infatti, quindi che è fortuna. veramente tutto molto bello. E che cosa succede? Cosa è successo? Perché mentre noi siamo qui in studio, in realtà per le strade stanno succedendo tantissime cose, tra cui degli spettacoli veramente straordinari. Sono tanti, 100 Già ieri spettacoli. 100 spettacoli mi hanno detto dalla regia, quindi sono veramente tanti. In giro per Venezia, Mestre, Marghera, insomma tutta la città metropolitana di Venezia si sta animando con degli spettacoli meravigliosi dell'arte di strada, quindi una delle più antiche forme d'arte che poi si è sviluppata negli anni e ancora adesso è un mestiere riconosciuto, quindi infatti prima ancora che a Venezia si facessero queste piramidi umane, il volo del turco, dell'angelo eccetera, in realtà la prima forma di animazione carnascialesca era proprio questa concessione del Doge di potersi esibire a tutti gli artisti di strada, e abbiamo trovato questa atmosfera, perché comunque l'arte di strada, compresa la commedia dell'arte che si faceva in strada anche quella, era itinerante con questi baracconi, chiamiamoli così, mi diverte molto chiamarli così, e raffinatissima, è molto bella, ha una grande tradizione, e i numeri che andremo anche oggi a piluccare attraverso i nostri inviati, che adesso tu ci ridarai l'elenco, sono veramente raffinatissimi, veramente molto belli. Chi è questa? Le immagini. Sono io, principe. Ah, sei tu? Sono io, cara. Guarda, ma come sei invecchiata nel frattempo? Non ti avrei mai riconosciuta. Prendo la forma del recipiente dove mi trovo. Vedi, qui ero sul set, qui invece ero vestita da pipì calze lunghe. Era l'anno scorso durante il carnevale che sono andata in radio vestita da pipì calze lunghe, perché in radio giustamente la gente ti vede, no? E quindi questo è un altro set di un cortometraggio. A proposito, la radio che fai ha anche una telecamera, una webcam? No, non oppure ha una telecamera, Peccato. però durante il lockdown facevamo delle serate, invece di essere, come vedi qui, no, in presenza, quindi a fare spettacolo dal vivo nei locali con vocalist e DJ set,
facevamo questo DJ set sulla TV della nostra radio, per cui insomma intrattenevamo il pubblico da casa che non poteva uscire con della musica e con dei contenuti televisivi. Questo invece è il Capodanno di Canale 5 quest'anno, dove infatti c'è stata anche questa bellissima opportunità. Sì, assolutamente, ho rappresentato la radio al Capodanno di Canale 5, Capodanno in musica, a Bari, a fianco a Federica Panicucci, quindi ho conosciuto altri speaker, ho conosciuto insomma un sacco di artisti, di cantanti, è stata veramente una grandissima esperienza e per i miei 22 anni sento di aver vissuto 200 vite, quindi sono grata alla mia vita di tutto questo. Diciamo, la partecipazione alle Marie, essere diventata la Maria dell'anno nel 2019, nel 2020, aver fatto il volo, l'ultimo tra l'altro, quindi estremamente storico. Certo, per il perché momento, sono l'unica ecco, che ti ha aiutato, ti ha dato più sicurezza, ti ha dato anche dal punto di vista dell'esposizione, tra virgolette, mediatica, che comunque c'è stata un aiuto oppure no? Più che l'esposizione mediatica, più che altro anche la continuità con il Carnevale, perché io sono onoratissima di essere qui presente quest'anno e anche l'anno scorso, nonostante io fossi scaduta 2 anni fa. Scaduta, sì, perché ormai avevo finito il mio compito, in verità sono ancora qui, quindi sicuramente dal punto di vista del Carnevale, dal punto di vista integrativo della... È perché tu hai queste qualità e queste doti che magari altre ragazze non avevano, avendone altre. Sì, quindi magari perché è bello, puntano ad altro. Ecco, è stato un biglietto da visita per poterti coinvolgere in maniera più continuativa. Io sono felicissimo perché con te mi trovo molto bene. Grazie, Principe, sei veramente graziosa. Noi ci infamiamo nel camerino, nel però quando siamo anche qua. qui, però in realtà ci vogliamo un sacco di bene. Qua. No, it's very funny the situation because we are both working for the carnival and she has been kind of little queen of the carnival in 2019. In 2020 she was the last angel flying down from the tower. And so when we are backstage, we are infamous with each other, like, wow. Oh, you're so beautiful. Oh, you're so beautiful, and this is the Venetian Carnival. Welcome to the Venetian. That's the work of the characters, you know. Yes, lying and joking, of course. This is very nice. So welcome to everybody from all over the world that are following us in this beautiful streaming. And let's go on. Yeah, let's go on. Let's see cosa è successo ieri. Vediamo A un clip about yesterday. 1 minute. 1 minute. One. Allora, da questa mattina l'arte è diffusa, la street art è diffusa, è del format Venezia Wonder Time, è protagonista nelle città. Abbiamo già detto che partendo dalla città antica si distribuisce su tutto il territorio metropolitano del comune di Venezia in realtà ed è veramente coinvolgente. Gli artisti si danno un turnover, girano un po' per i campi destinati, adesso facciamo un resumisti, ma ricordate che potete trovare il programma definito sul sito www.carnevale.venezia.it o anche sui social da cui ci state anche adesso seguendo, soprattutto da Facebook, YouTube e Facebook. E, il titolo di questo carnevale è, lo ribadiamo perché magari qualcuno si è collegato solo oggi, è Remember the Future, che sembra un'assurdità, in realtà è una frase di Salvatore Dalì molto interessante e molto bella, in cui lui diceva: più di tutto ricordo il futuro, perché chi ha immaginazione e chi partecipa al carnevale ce l'ha anche solo per costruire le proprie maschere, i propri costumi, immagina come sarà il suo momento del carnevale, quindi immagina il futuro e quando lo vive come presente se lo ricorda. È una cosa bizzarra, molto surreale, molto bella. Perché bisogna essere dei visionari. Sì, cioè ti vedo un po' visionaria. Sì, mi sono lasciata trasportare dalle tue parole, sto immaginando Remember the Future, ma sai chi sta vivendo questo Remember the Future a 360 gradi? Chi? I nostri Carnival Speakers. Beh, certo, loro sono in giro per la città, quindi è una cosa
Che buona dici? e giusta. Assolutamente. Andiamo a vedere cosa succede. Allora, prima Chi sono? te li indico, perché ieri erano in coppie che andavano in giro, invece oggi sono solitari, sono single, a proposito che San Valentino è anche infatti. domani, quindi non a caso. Allora abbiamo Alice dal Lido di Venezia, Ottavia da Piazzale Donatori di Sangue, Domenico da Campo Santa Margherita, Giorgia da Campo San Geremia, Milena da Campo dei Gesuiti e Sofia da Piazza Mercato a Marghera. E poi ci sono anche Elena e Alexandra da Campo San Cassiano e Anna Laura da Piazza Ferretto, con le quali ci collegheremo più tardi, quindi vediamo che cosa riusciamo a combinare. So dalla regia, mi hanno comunicato che sono già tutti quanti pronti, allora dato che l'arte di strada è la vera protagonista di questa edizione speciale del Carnevale di Venezia, direi subito di aprire il collegamento con Alice, che è dal Lido, con lo spettacolo del circo Patouf. Vediamo se ci sente. Io mi siedo per vedere lo Guarda, spettacolo. guarda che lo spettacolo è lì, eh. Ah, ecco, Ce infatti. l'abbiamo vicino. Alice, ci senti? Grazie Linda, grazie Principe Maurice, buonasera a tutti. Ciao. Sono qui a Lido di Venezia e stiamo Sta vedendo sfogliando l'esibizione di un personaggio del circo Patouf. Lo spettacolo si chiama Zip Clown e ci sta dimostrando, si sta svestendo perché vuole mostrarci il suo sogno di diventare un atleta e poter saltare alle Olimpiadi di tuffi. Ah, ecco. E come fa? Che sport? Allora, intanto si sta spogliando su un rullo, Si sta spogliando. quindi è un'acrobazia Esatto. questa. Ah, è un rullo, non sì, l'avevo visto. Non è una Esatto, No, è un rullo. Ecco la musica E... sensuale. Si fa piccante la situazione qui, eh. No, ma è divertente in una maniera buffa e simpaticissima. Ecco. Che bravo. È molto simpatico, ci sono tutti i bambini qui presenti. Vediamo sia adulti che bambini comunque. Sì, sta coinvolgendo tutti. Allora, intanto voglio salutare, se c'è qualcuno di collegato dal Lido di Venezia, che io amo, isola d'oro meravigliosa, dove d'estate in particolare. Quanti calzini ha quest'uomo? Tutti spaiati, poi, il famoso pianeta del partito dei calzini spaiati. C'è stata anche la giornata mondiale dei calzini spaiati Infatti. qualche giorno fa. C'è una giornata mondiale per tutto. Ma quante ne ha messe di calzi in quel pianeta? No, ancora non c'è. Ma è troppo divertente. No, non finiscono più. Ancora. Cerca di mantenere l'equilibrio. Certo. Che bravo. Un applauso meritato. Bravo, bravo, bravo. C'è una lavatrice pronta. Sì, ha voglia. Tanto poi anche se fai la lavatrice poi le coppie di calzini scompaiono all'improvviso. Esatto, erano tutti uno diverso dall'altro. È una legge Ecco universale. un modo per recuperare i calzini spaiati, vedi? Usarli tutti per un qualcosa. Ecco, adesso è E diventato... adesso che fa? Beh, molto interessante, molto carino. Trampolino alto, sempre più in alto. Questo è il suo trampolino. Ma io vedo che ha questi occhialini da nuotatore, ma vuole Poi si tuffarsi, butta in si laguna. tuffa. No. Si butta in laguna dopo. È passato un rinoceronte, un'attrazione. Cioè è passato davanti un rinoceronte Ma secondo me sei tu che vedi i rinoceronti. Non hai visto i rinoceronti? con una copertura gialla. Io non ho visto i rinoceronti. Allora, abbiamo un problema. No, era uno della security, ma bello grosso. Ah, ok. Ma io non l'ho neanche visto passare. Ho detto il principe vede, sta al il gioco, principe lui vede dice. i rinoceronti. C'è qualcosa che non va. Ti hai fatto male la serata di ieri, eh? Stai molto attento.
bello anche vedere come il teatro di strada si fa con poche cose, Sì. però utilizzate in maniera estrosa, ed è affascinante vedere come la fantasia degli artisti riesca a fare di 3 pali e una corda. Adesso vediamo cosa. Infatti io sono curiosissima perché non capisco che cosa stia facendo. Avvicinati, facci vedere meglio, Alice. Vi faccio vedere più da vicino. Sì. Come li ha legati poi? Con la corda. E adesso? Cosa dovrà fare sopra qua? Hai già un'idea? Ci puoi anticipare qualcosa o la vedi anche tu per la prima volta, Alice, questa cosa? Lo sto vedendo per la prima volta. Quindi sei curiosa anche tu di vedere dove andrà a parare quest'uomo. Esatto. Ma vedo che c'è un bicchiere d'acqua sul palco. Si deve tuffare lì dentro. Si deve tuffare lì dentro. Ma sai che secondo me non hai detto una baggianata? Sai che secondo me è proprio così. Trampolino. Ecco, vedi? Sta Vedi? preparando. Che suspense. Sì. Allora, credo di cominciare a capire. Quel cerchio bianco in realtà è come se fosse acqua, vedi che lui si muove in modo da essere, non toccarlo mai, come se andasse su delle bricole, se creasse un percorso. O no? Cosa dici? Potrebbe essere. Però... Che bello, a me piace perché vedi, poi è anche pirandelliana la cosa. Sì. Uno vede le cose e le immagina a modo suo, invece magari l'artista intendeva dire tutt'altro. Allora, lui non deve mai toccare per terra. questo No, è certo. perché è acqua, quindi deve camminare su questi pali e adesso arriva lì, fa splash, buttandosi l'acqua addosso No, secondo me lo beve. e muore affogato. Può essere. No, poverino. Ma questo è originalissimo, non ho mai visto una cosa del genere, mi diverte molto. È un'opera d'arte. La gente è in silenzio, vero Alice? È proprio attenta a cercare di capire Sono cosa tutti sta qui succedendo. molto attenti. Esatto. I bambini mangiano il gelato, l'invidio. Che voglia, oddio no, non dovevate farmi vedere questa cosa. Che buono. Dopo ci andiamo a prendere un gelato, principe. Adesso che fa? Alice, da quanto hai iniziato l'esibizione? Eccolo. Iniziata da 5 minuti. Ah, ok, quindi siamo arrivati giusti proprio. Esatto, giusti in tempo. È bizzarro, tutto ciò. Oddio. Oh, no. No. Fa paura, Cioè, Aiuto. la suspense. È C'è una perfettamente... specie di leva. Esatto. Ma sembrano le giostre per i bambini, quelle che fanno Tutto così. fatto lì per lì, e questo è molto divertente. Con 3 pali legati tra di loro. Vedi che c'è uno studio. In equilibrio. Sta chiamando qualcuno. Forte un applauso per Matteo, per Luigi e per il piccolo Andrea. Principe, Sì, mi io sono dispiace- incantato. Mi spiace svegliarvi dal vostro No, sono sogno, io- dalla vostra esperienza onirica.
Però noi dobbiamo collegarci con gli altri cannibali. Andiamo avanti allora, Andiamo- ok. Dopo andiamo magari avanti. Alice, dopo magari ci dirai come è andata a finire perché sono Siamo troppo curioso. curiosi. Certamente. Potrebbe succedere anche un disastro per quello che ho intuito. Beh, se Ciao succede un Alice! disastro lo vogliamo sapere. Alice, grazie. Grazie mille. Certo, grazie. Ciao. Perfetto, allora dopo. dopo ci collegheremo. Intanto vi ricordiamo che sul sito www.carnevale.vera.it potete trovare tutti gli eventi dell'arte diffusa del format Venezia Wonder Time, quindi se avete la possibilità tra Venezia, Mestre, Marghera, insomma per tutta la città metropolitana di andare Lido. a vedere Lido per esempio, Dalle 11 alle 19. dalle 11 alle 13, dalle 15 alle 19, comunque in linea di massima qualcuno ci sarà sempre, quindi se volete partecipare attivamente e vedere questi spettacoli dal vivo sapete che andiamo avanti, soprattutto sabato e domenica prossimi e poi per tutta la settimana grassa. Ma adesso istituzionalità a parte, immergiamoci di nuovo perché abbiamo la nostra Ottavia in diretta da Campo Santa Margherita. Ottavia, ci senti? Ciao Linda, ciao principe. Ciao, Eccoci, Ottavia. ciao tesoro. E allora, che Vedete succede? Oh, sta succedendo? bellissime! Allora, Come si noi chiama siamo questa qui, performance? Stiamo guardando la performance di Gambe in Spalla Teatro, che è l'alias di Eros Goni. Lui crea delle cose che secondo me piaceva tanto fare anche voi quando eravate piccole Le bolle di sapone. e piccoli. Ottavia, E sei in crea tutto piazzale quanto Donatori in di questo Sangue, carretto. giusto? Scusami, sei in Sì, piazzale... sì, ok, sì, sì, ok, a Mestre. perché mi sono sbagliata, mi correggo, sei a Mestre. Bella questa cosa. Ah, è troppo Lo vedete quel divertente. carretto un po' bizzarro e questo personaggio un po' bizzarro. Guarda come l'effimero, la bellezza dell'effimero è espressa così bene in maniera veramente artistica e visionaria in questa produzione di bolle che sono opere d'arte che durano la frazione di un secondo. Io non sono mai stata capace. Io sì. Sì? Non voglio sapere quali Lui tipo di è bolle. un mimo, Quelle mentre un dormi? clown, è Esatto. un personaggio un pochino eccentrico. Però guarda i bambini come partecipano, quando si tratta di bolle accorrono subito. Sono sempre piaciute le bolle. Infatti secondo me a lui piacerebbe un sacco al principe, andreste d'accordissimo. Ah sì? Dici che siamo bizzarri, Sec- tutti bizzarri allo stesso modo? Ma vorrò Secondo sicuramente me un conoscere. pochino sì. Adesso guarderò, ma sono curioso di vederli tutti. Io sino ad ora ho visto soltanto di persona l'artista che apre la pancia dentro un teatro. Ah, Fausto ok. Barino, come si chiama? Fausto Barino. Però sono tutti meravigliosi. E questa- Principe, casomai mandiamo te le prossime volte. Ah, beh, io andrei anche volentieri. Bravo! Saluta perché che cos'ha sui cartelli? Cos'ha sui cartelli? Ah, thanks, grazie. Cosa hai scritto? Grazie e applausi. Adesso vediamo se ci fa qualche altra bolla. Ah, c'è un po' di fumo. Ah, quindi adesso fa le bolle con dentro Dai il fumo. legamenti, menisco, io ti capisco, ho fatto pace con il torace, ho le gambe in spalla. Quella! Ma che bello! Ha preso anche lei. Sento una scossa a tutte le ossa. No, lui è Penso fortissimo, l'occhio, ragazzi. vorrei il ginocchio. Quindi vi state effettivamente divertendo anche voi? Ho le gambe in spalla. Sì, lui coinvolge Hai moltissimo sentito anche il i tuoi pubblico, colleghi, ai i tuoi- bambini piace tantissimo giocare con le sue bolle. Eh sì, Ci vuole ingegno per inventarsi certe cose sì, comunque. sì, assolutamente sì. Rendere le bravo. cose più semplici e più così fragili, Esatto, una forma di affascinantissimo. spettacolo. Ma quello che mi piace molto è proprio attraverso i suoi attrezzi le forme che riesce a dare a queste bolle che diventano come delle sculture estemporanee di vetro quasi, Gentilissimo no? pubblico di Mestre, questo era il sogno presentato da Gambe in Spalla Teatro, cioè io, Eros, 52 anni, clown. Vi invito a seguire il carnevale, informatevi da qualche parte dove sono date spettacoli,
ci sarà fino al 1° marzo qualche cosa, un piccolo stacco. Ecco, adesso sta presentando i suoi prossimi spettacoli, credo. Il livello è alto, gli spettacoli sono tanti, quindi signori, buon divertimento e andate in pace. Che carino, Ecco, buon divertimento, bravo. bravi, sì. Grazie cara. Grazie mille. Grazie a voi. Abbiamo qualche altra dalla regia, qualche altra diretta pronta. Ciao, a presto. Grazie Abbiamo mille qualche altra tesoro. diretta? Non lo so, aspettiamo dalle regie le indicazioni per capire se frattempo- Domenico da Campo Santa Margherita, perché prima ho sbagliato perché è un po' confusa la scaletta, io non ci vedo tanto da lontano perché sono un po' miope, Non ci quindi vedi alla neanche fine da faccio vicino, confusione. proprio non ci vedi. Io non ci vedo proprio perché la tua bellezza mi acceca. Lo so. Principe, ma io come posso fare senza di voi? Io ormai sono persa, siete la luce nel mio cammino. Aiuto, state muovendo troppo velocemente. Il mio hangover da ieri Anche io ti acceco, mi allora. manda un po' nel vortice. Allora, la regia è qua, pronta, la nostra Chi abbiamo? regista tosta. Sì, brava. Sì, volentieri, volentieri. Ok. Chiacchieriamo con lui, Perfetto, dai. allora ci colleghiamo con Domenico che si trova in Campo Santa Margherita, scusate, e ha appena visto uno spettacolo che è appena concluso, si è appena concluso e ne sta per iniziare un altro, quindi si trova proprio nella fase di passaggio tra i due spettacoli. Così ci racconta quello che ha Vediamo. visto e ci anticipa quello che vedrà. Ciao, Ciao Diego! ci sei? Sì, Domenico! sono qui in Campo Non Santa ce la posso Margherita, fare. riuscite a sentirmi? Sì, sono Domenico qui da Campo Santa Margherita. Buonasera a voi in studio, buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Io Riuscite a vorrei sentirmi? scusa, aspetta, voglio fare una cosa. Perché non facciamo vedere che girano un attimo il Sì, telefono così verso vediamo di sé? come siete fatti. Vediamo come siete messi oggi, perché noi ci vedono tutti. Gira un po' verso di te la telecamera, così saluti. Volete vedere noi? Sì, vogliamo vedervi ragazzi, almeno diamo un volto alle Ciao, eccoli. Ciao Riuscite a Domenico! vedermi? Ciao, hai un diavolo per capello, Buonasera. Domenico. Sì, sono... Ma no, è l'outfit da carnevale questo, se li hai Bene. fatti apposta. Esatto, Allora, sì, mi sono preparato per intanto carnevale. che stanno preparando, prima di tutto volevo sapere, Sì, voi stanno- come lavorate col telefono? Avete un'applicazione per cui vi collegate alla nostra regia, giusto? Sì, esattamente, comunichiamo con la regia e poi sentiamo voi anche in studio e nel momento del collegamento cerchiamo di interagire con voi. Perfetto. Cosa è successo prima lì? Allora, si è concluso da poco uno spettacolo, adesso dovrebbe iniziarne un altro a breve con Diego Draghi. Prima invece abbiamo seguito Giro Circus che ci ha dilettato Scusa, con uno c'è il Presidente del spettacolo con... Consiglio? No, non Mario Draghi. No, è simile, Diego non Draghi, Mario. anche lui No, prima ha Mario. fatto... Pensavo, già mi stavo mettendo No. sull'attenti perché sai... Un momento No, istituzionale, aiuto. no, è un altro Draghi, è un altro Draghi. La visita ufficiale. Sì, esatto. A Carnevale ogni scherzo Anche vale. prima... Cosa fa Diego Draghi? Anche prima l'artista Diego Draghi dovrebbe fare uno spettacolo a breve dove sostanzialmente cercherà di coinvolgere anche i bambini attraverso con l'uso di palloni, palloncini, facendo appunto degli animali, però vedremo un attimo adesso, a breve dovrebbe iniziare. Bene, invece prima dicevi? Prima invece abbiamo assistito ad uno spettacolo con Giro Circus dove si è praticamente affidato al pubblico e ha attraversato una fune appunto tenuta dalle persone del pubblico che l'hanno retta. È stato molto interessante, eravamo tutti lì in suspense per cercare di capire che cosa facesse. Perché è anche questo un po' la sfida, riuscire a capire dove questi artisti che Sì, sono esatto. veramente straordinari, sanno come vanno a parare. Ad esempio a me dopo piacerebbe sapere come è finita la storia del Lido. Del Lido, esatto, Ero con il rimasto ragazzo incantato. che stava... Allora facci vedere un disegnando. attimo il campo, intanto che stanno montando lì. Sì, abbiamo qui. Beh, ce n'è di Ecco gente, qui il eh? campo quanta Santa Margherita. gente. Sì. Tra l'altro Campo Santa sicuramente fa Margherita è abbastanza sempre freddo, perché so che in quel abbastanza- punto se non c'è il sole fa abbastanza freddo, però le giornate sono molto belle, siete anche fortunati ad andare in giro Sì, con queste ecco, giornate sì. qua, no? Sì, anche per gli artisti stessi sì, che molto possono bello. liberamente esibirsi. Allora, niente, stiamo aspettando che facciano questo spettacolo. Ci dai un attimo l'idea di quanti spettacoli ci sono e a intervalli di quanto? Sì, perché magari se si stanno sì, preparando e ci sono- non disturbiamo, magari riusciamo anche a fare un paio di domande all'artista, Domenico. Io Che dici? entrerei dentro. Sì, potremmo provare. Sì, Intruffoli ecco, nella riesco ad tenda. avvicinarmi, Intrufolati. provo, sì, esattamente. Voi siete i nostri Dovrebbe inviati essere speciali, qui. quindi
Avete il lasciapassare per andare a credo disturbare tutti. se può chiamarlo per fare un'intervista. Adesso vedo un attimo se riescono a chiamarmelo. No, mi dicono che sta iniziando lo spettacolo, quindi non può... Allora ce lo guardiamo. Però sappi, caro, Sì. che tu sei autorizzato Sì. a intrufolarti ovunque tu voglia, a sbirciare e Va anche bene. magari a fare qualche domanda a sorpresa agli artisti. In ogni caso, non per se ti metterli in difficoltà. denunciano, se ti multano, dai il nome del Ci principe penso io, Maurice. se sono stato io a Tutto a posto. istigarti, quindi... Va bene. Va bene. Vediamo cosa sta Vabbè, facendo. vediamo se inizia. Sì, esatto. Fa il vigile perché ci sono delle moto. Giustamente. Che simpatico. A me comunque questa suspense mi ammazza ogni volta. Sì, la pantomima è alla base di quasi tutta l'arte di strada, perché sai, avendo a che fare questi artisti col pubblico in maniera così diretta, devono sapersi esprimere magari senza parlare, perché magari si trovano in qualsiasi parte del mondo, soltanto con le espressioni del volto, delle mani, questa è una cosa che io sento molto mia perché l'ho studiata con Lindsay Kemp, che a sua volta era stato allievo di Marcel Marceau, quindi il mimo, la pantomimo, è molto interessante. Vedo Hai che un ti interessa bagaglio, tantissimo. hai un bagaglio. No, sono incantata no, ma stai scherzando, a me interessano queste cose, ma io sono incantata dal tuo bagaglio perché hai fatto qualunque cosa, cioè sei Beh, c'ho un anche artista 150 anni e tu hai tempo più qualche secolo, esatto. Le hai Ecco. provate tutte. Yeah! Ecco, sta iniziando qui. Bene. Allora, sto per iniziare lo spettacolo. Come dire, Abbiamo l'artista che si sta presentando adesso. Domenico, a me piacciono le sue scarpe. Allora, facciamo un piccolo test. Sì, molto belle, è vero, le stavo ammirando anch'io. Non avevo dubbi, perciò te l'ho detto. Perché a noi piace un po' la moda. Sì. Tutto il mondo con le mani così. Tu le mani con le mani sul fa. Ecco Le mani qui. in avanti, anch'io voglio. Anch'io. Sì, Vai. sta invitando tutti nel pubblico ad allungare le mani. Vediamo adesso cosa ci Facciamolo farà anche noi. fare. Sì. Poi? Succederà qualcosa anche a noi qui in studio? Girate le mani in questo modo. Ecco. Poi fate quello Vorrei fare una cosa. ma non Ah, lo per i faccio. distanziamenti, giusto? Ah, ok. Infatti mi sa che devi Io allontanare. stavo pensando malissimo, però mi fermo qui, No, forse avevi ragione a pensare un po' male, perché ha fatto una battutina su quello, quindi probabilmente Ah, hai ok, centrato. allora non sono l'unica, vedi? Te lo spiego dopo in camerino, principe. Ah, caspita, Sì, caspitina. quasi paura. Facciamo uno più facile. Più così, le mani come due pistole in questo modo. È francese questo Via artista o lì, italiano? via lì. No, è italo-argentino lui, ha spiegato proprio- che è di padre argentino. Beh, e di Sentivo un complimenti. accento italiano. esotico, ma non capivo. Tu vedi le salsicce, io le sento. Posso dire No, sì? parlo di Linda, non tu. No, devi sapere che ieri è uscita una scena in cui avevano in mano Degli spazzolini. degli spazzolini e lei ha detto ma cos'hanno in mano delle salsicce? Mi sembravano delle salsicce perché avevo il riflesso e non Secondo me vedevo sta da seguendo una lontano. dieta troppo stretta. Dici? Quindi hai le visioni. Dici. Potrebbe essere. Una mano aperta. Come senti l'atmosfera lì, Domenico? C'è Molto simpatia, c'è bella, ho notato partecipazione? anche i bambini, sì, ecco, cosa i fanno? bambini Cosa stanno stanno facendo? partecipando Faccio molto, anch'io? ho visto anche nello spettacolo, adesso stanno applaudendo. Beh dai, è bello. La sensazione tra ieri e oggi, siamo solo all'inizio, è che la gente ha voglia, i bambini per forza, è la loro natura, ma anche gli adulti hanno proprio voglia di svagarsi un po' e di lasciarsi un po' andare. Vero? Sì, infatti si riesce a percepire proprio questa voglia anche di partecipare durante gli spettacoli, l'abbiamo visto anche prima, dove appunto cercavano di essere quanto più attivi durante lo spettacolo. Bello. Sì, ma infatti la cosa bella che si vede durante questi servizi con i nostri carnival speakers in giro per le strade, per le piazze, per i campi, che proprio ci sono anche adulti, quindi ormai è sdoganato questo fatto, no, che l'arte di strada e la giocoleria possa essere invitante soltanto per i bambini, perché anche gli adulti sono affascinati. Guarda che ci sono in giro per l'Europa e per il mondo dei festival di arte di strada che hanno veramente un valore artistico notevole. Ci sono spettacoli anche quasi solo per adulti
di strada, cioè, che sono abbastanza complicati da capire, dove l'unica differenza tra appunto il teatro e la strada è che al teatro c'è un palcoscenico, in strada È la strada, il è la palcoscenico strada, stesso. che io trovo affascinante e bellissimo. Assolutamente. Non dimenticare tra l'altro che tantissimi artisti, anche rockstar famosissimi, U2 eccetera, hanno sentito il bisogno a un certo punto di provare a rendersi anonimi, a vedere se avrebbero funzionato per strada, perché è la strada la vera scuola È vero, di tutto. di qualsiasi cosa, verissimo. A casa tua Difatti voi ragazzi siete per strada, Domenico. c'è qualcosa di strano. Sì, esatto. In questo caso sì. per Calli e Campi. perché Calli e campi a non ha Venezia strada. non ci sono strade, non ci sono piazze, a parte due. No, infatti. Cosa sta facendo dire ai bambini? Adesso ha chiamato un bambino del pubblico che dovrebbe introdurre lo spettacolo. Se vuoi ti mando al posto, se non lavoro. Sei sicuro? Ok, a posto, un applauso a Gregorio! Sei sta sicuro? No, invitando ha detto per il adesso bambino a spiritoso. No, I amore. bambini sono meravigliosi. Se ti chiami così, ero sicuro no. C'è una capacità istintiva nei bambini di essere buffi, carini, o anche molto drammatici a volte. Ah, No middle way. guarda, abbiamo un'altra temeraria, un'altra Ecco, coraggiosa. sì, adesso Che sì. cosa succederà? E vuole salire, però fa un po' Amore, fatica. Poi... è un po' altino, è un po' altino. Cosa sta dicendo? Che lavoro fai? Sta chiedendo l'età adesso. Che lavoro fai? Le ha chiesto. Che lavoro fai? Ha detto l'insegnante. Ha detto l'insegnante lei? Ha già capito Sì. tutto, ha già capito. Che giusta. Io adoro i bambini sono veramente la nostra speranza. Io faccio lo E infatti ne hai una qua accanto a te. Ok, facciamo una prova. Se io faccio Se così, beh, confronto a me sì, però insomma. bravissima, faccio così. Se faccio così. Sto imitando lei. Aspetta, Clara, ti faccio l'ultima domanda e poi iniziamo. Ok? È facile. La risposta è Ecco, sì adesso o farà no. l'ultima Pensaci domanda alla bene. bambina, poi ha detto che inizierà lo spettacolo. Sei felice? Ecco, ha chiesto se è felice e lei ha detto di sì. Cara, che belle, viva la Amore. felicità dei bambini meravigliosi, ma anche degli adulti. Ok. Allora, ci è piaciuto questo intermezzo, però dobbiamo andare avanti col programma, magari ci ricolleghiamo più tardi. Ci sentiamo Va dopo, bene, Domenico. Va bene, Grazie, vi sai. saluto, a dopo, ciao. Grazie. Organizzati per fare incursioni, per essere spudorato nei confronti degli artisti e va farci bene, conoscere va bene. i lati anche un po' più intimi e bizzarri di questa bella gente che ci sta facendo divertire. Ciao! Ciao Domenico, grazie. Va Cerca bene, di a rubare dopo, quanto ciao, più puoi. grazie. Ciao caro! Va bene, ciao. Ok, allora andiamo Dove avanti andiamo? con Sofia che è in diretta da, adesso lo scopriamo, perché, da Marghera? Da Marghera ci dicono dalla regia, quindi apriamo il collegamento con Sofia. Sofia, ci senti? Cos'è, Piazza del Mercato? Sì, Piazza Mercato. Eccomi, ciao! Eccola, ciao Sono sempre in Sofia. diretta da Piazza Mercato, ormai mi sono affezionata a questa piazza Eri e lì stiamo anche assistendo ieri? ad uno spettacolo. Ero qui anche ieri, sì, Ok. e oggi c'è uno spettacolo di bolle di Fabio Saccomani. Non so se vedete, sta facendo le bolle col fuoco Questo è molto originale, mi piace. e il pubblico è veramente molto molto contento e partecipa tantissimo. Io non ho mai fatto le bolle col fuoco, non so voi, magari sì. Sofia, vedo bambini Sì? che hanno dei costumi molto belli. C'è una bambina con un costume rosa, con una gonnellina, una cosa, proprio quasi Ma di dove? fronte lì, alla tua Allora. sinistra. Qui di Ponte a Serpio. Alla mia sinistra, Marghera. sì. c'è una Eccola, bambina con che costume rosa. Faccio spettacolo sempre in posto Principe. differente. Eccola qui. Accendino, Sono chi era? gelosa. C'è anche un Dopo bambino vai a vestito chiedere da da che Batman. cosa si sente vestita quando finisce un po' lui. che sono Adesso curioso siamo di arrivati capire al grande finale, come di vivono grande proprio festa, di grandi questo bolle di travestimento sapone. ai bambini. Sfortunatamente il vento viene da quella direzione. Penso sia verso vestita un di po' qua. da spettatrice, non so Peccato. se vediamo un Ma facciamo cannocchiale. il grande finale. Come funziona il grande finale? Ah, può essere. Grande Grande finale, finale, grande guardiamo. spettacolo come Qui tutte c'è, persone esatto, di c'è il pubblico gran partecipa finale a in fare questo bolle di momento, sapone. Ora non proprio tutte, nell'esibizione di solamente Fabio gli adulti, Saccomani, per motivi legali. Allora, prendiamo dei volontari prima di tutto. e sta chiamando dei volontari dal pubblico. Dei volontari, ma li costringe Lui come o... si chiama? Come si chiama? Lui si chiama Fabio Saccomani e si sta esibendo in La grande festa delle bolle di sapone. Ecco, le bolle vanno per la maggiore.
Ho visto che ci sono Le bolle sì, almeno sono... 2 artisti che le Ma fanno. magari tra tutti gli spettacoli che ci sono E sono durante belli il perché sono giorno. comunque tutti diversi. Sì, è certo, perché ognuno ha il proprio linguaggio, no? E tra tutti gli Piccole spettacoli bambine che ci e sono bambini, durante devo il giorno, prendere solo sicuramente più adulti, di mi qualcuno dispiace. userà le bolle. Non guardavo Sì, lei, adesso signora. sta scegliendo Preferisco prendere donne che sono più qualcuno affidabili. dal di uomini. pubblico, vediamo. Vuole donne? Signora, posa un attimo Vuole donne, sì, cellulare. esattamente. Si vede che sta cercando Sì, una prega, non si compagna preoccupi, tanto per sei Per domani? sei vuoto. festeggiare San Valentino dei Per domani. Ah, ma lei è una piccola bambina. Non È detto vero, lei, signora. probabilmente sì, avete ragione. Signora, venga pure lei. Sì, 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 va benissimo. Allora, 2 intanto persone, mettiamo musichetta di Ecco, qui preparazione. Vorrei essere lì per fare la volontaria. Signore, però una cosa di giorno. Finisce qua il tempo di... Ecco qui, le volontarie sono arrivate. Allora, Che succederà? Si sta preparando. Farà fare delle bolle loro e lui le scoppierà. No, secondo me no. voi avrà questo strumento. Cos'è questo strumento? Brava piccola bambina. Voi potete rispondere a me, io bravo ragazzo. Allora, come funziona? Questo funziona così. Voi mette dentro il secchio e tira su. Va bene? Una di qua. Sono delle bolle di schiuma. Allora, una di qua, una di qua. E lo fate qui, va Una bene? volta in cui Lei ho si mette di là. partecipato allo schiuma parte è stata la musica. Aspetta a farlo! Paris Hilton che metteva la musica. Poi, altra signora. Ma per dirvi ho fatto anche io. Ah, l'hai fatto anche un po' diverso, penso. Divertente. Non era così puritano. C'è forse. stato un momento in cui Signora, pensavo lei di sembra soffocare, affidabile, però viene. Si sbrighi, Comunque signora, stanno che- praticamente rubando il lavoro agli spazzini e a coloro che si occupano della pulizia delle strade, perché ormai col sapone lì stanno dando una bella pulita a ah tutto. beh sì. Allora, mentre loro fa questa cosa, lei fa Passa anche così. l'aspirapolvere, Va guarda. bene? Questo funziona così, guardi. Sì? Non mette dita dentro qua. No, no, no. Oh, lei secondo vuole me andare succede via un con tutte le casino. dita, vero? Perfetto. Allora, questo. Per strada ci sono comunque tanti pericoli. Bisogna stare attenti. Sì, se ti Facciamo si una incrocia a prova. te per Voi due, strada. No, Grazie. prego. Uno, È vero, due, via. Sei Di pericoloso. qua, più indietro, signora. Sei pericoloso perché accechi con la tua magnifica luce, principe! Come si suol dire in veneziano, un monte, una punta. Sì. E più indietro, qua, va bene? La violinista. Allora, Secondo me sono andati un po' senza problemi. naseo, come si dice in tedesco. A proposito Ci del provano. Ecco qua. Op. Voi li mette dentro, non c'è bisogno che tutto per bene. Li mette dentro e fa. Lei soffia, io faccio questo, va bene? Allora, siamo quasi pronti. Ce la faranno, Prego, sì, secondo no, te? anche perché Facciamo una scommessa. poi giustamente Tutti pronti? abbiamo del tempo da dedicare a ciascuno. Voi Andiamo pronti, con piccole l'ansia di bambine e vedere cosa bambini? succede. Poi cosa ci succede, fanno tanto scollegare, esatto. Io potrei impazzire. Come vi No, chiamate? sono completamente Sono d'accordo. già impazzito. Se già partiamo da una buona base. Irene, Sabrina, No, però io Jessica, ho l'ansia Irene. adesso, davvero, Voi voglio bravi sapere come va a tutto, finire. tutto. Facciamo Per una cui scommessa. vi raccomandiamo, se Sabrina, potete, Jessica, di andare Irene. di persona. Più forte È per quello che Sabrina, faremo alla Jessica, fine. Irene. Anche noi, Anche sicuramente. perché, Però grazie facciamo a loro, una scommessa, nessuno di voi secondo me adesso è non qui ce la a fanno. soffrire. Come fanno un macello. Allora, Sì, lei signora, si anch'io ho metta la qui. sensazione e questo è il Sì, bello così è della bene diretta, indietro e ha anche tutto loro, lo no? spazio per Certo. fare. Pronti? Non ho capito quel soffione lì, che cosa deve soffiare. Che spara lontano. E anche le canne da pesca. Prima ha fatto delle bolle enormi con queste canne da pesca. Che si mettono la musica, si fanno dei pezzi speciali. Certo. Bella questa cosa. Dice, guarda qua che... Infatti non l'abbiamo neanche fatto, ma dobbiamo ringraziare lo staff che sta lavorando, la regia che sta lavorando per questa diretta. Ragazzi, state facendo un lavoro straordinario, quindi noi due ci mettiamo la faccia, ma il cuore e la mente lo Guarda, stanno guarda. mettendo un sacco di persone qui dietro, quindi grazie. Guarda lì, un tripudio! Ci sei o sei stata sommersa in una bolla?
No, sono sommersa nella bolla. Ah, ecco, infatti l'ho immaginato. In tantissime Non devi bolle, neanche in farti la realtà. doccia stasera, non devi neanche farti la doccia. No, esatto. Neanche lo shampoo. Esatto, ormai ho fatto un paio di docce da quando sono qui. Beh, immagino. Dai. Che bello! Bello, ci piace, un Sapone, gran bolle festone. e tantissime docce. Sì, Bello, davvero, una grandissima bello. festa, sono tutti felici qui. È davvero divertente e continuano le bolle, continua il sapone. Mamma I mia, bambini guarda sono che pieni di casino! Allora, sapone. io direi che possiamo salutarti e andare a vedere cosa succede anche in altri posti. Grazie cara, ciao, buon Grazie, divertimento. Va Sofia, bene, grazie mille a divertiti voi, anche ciao. Lavati anche per noi. Ciao ciao. Sofi. Grazie. Allora, adesso chiediamo dalla regia, vedo che si è aperta la porta. A chi c'è? Anna Laura che è in Dov'è? diretta da Piazza Ferretto? Ah, dai. Ah, quindi rimaniamo nella terraferma, andiamo a vedere che cosa succede. Ciao Anna Laura, ciao tesoro. Come va? Come state? Tutto bene? Noi benissimo, tu come stai? C'è un domatore, cosa sta domando? Oddio, quella è una Io cesta tutto bene. tipo quelle dei No, serpenti. è un illusionista. Ah, illusionista. Anche tu cominci. Non so. Sì, ha fatto vari numeri di magia con gli anelli, ha fatto scomparire la sua assistente. I bambini si stanno divertendo tantissimo, è anche una bella Dovremmo giornata. spiegare come si può fare. Per farmi sparire. Esatto. Potrebbe essere un trucco molto interessante per il principe, così si libera di me. Esatto. Stranamente è sempre il mago che fa sparire l'assistente, ma l'assistente è il mago. Bisognerebbe No, è ribaltare la È situazione. successo una volta, ma è stato un fatto di cronaca gravissimo negli anni 50 negli Stati Uniti. Davvero? Dopo me lo racconti bene. Giusto perché così anche io faccio sparire te. Dice che vorrebbe fare amicizia con i bambini. Allora facciamo così, tutti i bambini provate a Chi è fare questo ciao animaletto? È una scimmietta, è la sua seconda aiutante. Funziona, hai visto? Fate ciao, benissimo. Cosa c'è Cico? Non ho capito, mi sento Cico, non capisco Cico, scusate, no, non capisco Cico, calmati però, scusate, non può agitare. Ma quindi lui è anche ventriloquo? Calmati, Cico, guardami in faccia. Eh sì, Cosa c'è? Cos'è che... ha molti talenti. Lui è Paolo Carta e la sua assistente è Sara. Ma è sparita Questo è il definitivamente, Magic non è Show, ancora le grandi riapparsa. illusioni. Non è ancora riapparsa, è sparita, da quando è sparita non è più tornata. Quando cercavo la bacchetta magica, invece guardate un po' che L'assistente. nascosta, l'aveva cambiata con le Non c'è banane. più. Secondo più voi No, l'assistente. l'assistente adesso... L'assistente è dietro le quinte adesso. Ah, questa è la mia ok. bacchetta magica, ok? Non è la scimmietta l'assistente allora. Non è stata trasformata in Non è stata trasformata in una No, scimmia. c'è anche la scimmietta. Allora, dovete no. Non toccare la bacchetta. Guarda quella piccolina. Dicevamo che Cico... No! Dai, dicevamo che ci... No! Non ridete, sennò questa fai distraere, non avete capito. Sta ferma lì, Cico, non ti Allora, muovo. diciamo che tutto Dicevamo sommato, che quando fa... la mia No! riflessione Perché tu rifletti, tu pensi? altro che, è che questo tipo di spettacolo di animazione sia particolarmente gradito dai bambini, mentre gli adulti, immagino quelli che possono, ma ci sono varie offerte di vario genere, si vanno a divertire nei palazzi. Esattamente. La sera, E perché tu adesso sei un stiamo esperto. Già, sì, stiamo già cominciando a preparare per il periodo un pochino più grasso, ovviamente, però siamo in grande fermento, sappilo. Mi inviti da qualche parte? Non posso. Ma basta, basta, io di nuovo abbandono, ciao, arrangiati, io me ne vado via. Allora, finalmente siamo da soli e possiamo parlarci onestamente. Ma dai, torna qua, certo che ti invito, ci mancherebbe altro. Sarai l'ospite d'onore. Addirittura. Certo. No, mi accontento di un E angolino lo dove posso spettacolo scroccare da principale- mangiare. Lo spettacolo principale sarà quello del mago che fa sparire l'assistente. Ok. Va bene, principe, grazie. Ciao! Salutiamo dal collegamento. Ciao Anna Laura, grazie. Ciao, Anna Laura. Grazie. A presto, a A presto. Ciao, Ci tesoro. sentiamo dopo, buon divertimento. Ma, principe, ma
qualche festa Ti ho in cui messo- invitarmi? Ti ho messo la pulce nell'orecchio. Sì, ce l'hai già, per caso? Assolutamente sì. Io ho il piacere e l'onore di essere anche quest'anno il maestro di cerimonie del gala ufficiale del Carnevale di Venezia, che si intitola Venezia Imaginarium, è curato da Antonia Sauter e si svolgerà nella stupenda cornice di Ca' Vendramin Calergi, che è un palazzo storico meraviglioso sul Canal Grande. Nonché il primo sede- palazzo rinascimentale del Canal Grande. Ok. Allora, cosa succede? Siccome è dedicata, vi do delle piccole anticipazioni, questo è proprio riservato a... ecco, qua ci sono immagini proprio delle attività di Antonia Sauter, che produce anche tessuti, costumi, come sapete, ed è la creatrice del celeberrimo Ballo del Doge. Quindi eccola qua Antonia, bellissima, elegantissima e veramente meravigliosa in questo suo saper creare magie, sogni, saperli far diventare realtà. E quindi lei cura, diciamo, la parte artistica e scenografica di questi gala e io sarò, Imaginarium, appunto Venezia Imaginarium, io sarò Salvador Dalì. Quindi io mi metterò nei panni di Salvador Dalì, cambiando ogni sera un qualcosa, perché lui era molto fantasioso. Un dettaglio. Non ha mai indossato le stesse cose, se le creava per se stesso e le creava anche, posso dirlo perché è una maison storica che sta rinascendo adesso, anche per la moda, sia come gioielli surreali, che come diciamo, ispirazioni per Elsa Schiaparelli, che è stata l'amica nemica di Coco Chanel, mentre Chanel puntava sulla comodità degli abiti per le donne, perché si era tra le due guerre, eccetera, quindi le donne avevano cominciato a lavorare, a portare i pantaloni, a mettere gli abiti di jersey, perché quelli haute couture. Lei invece, in collaborazione con artisti come Salvatore Dalì e come Jean Cocteau, creava abiti da sogno e situazioni da sogno, anche feste, per cui c'è questa, guardate che meraviglia, c'è questa festa in cui veramente l'immaginario, la Venezia immaginata magari anche da Dalì, chi lo sa. Potrebbe essere. Lui venne a Venezia nel 51 per un gran ballo fatto a Palazzo Labia da Bestegui, che era questo ricchissimo messicano che lì dentro ha fatto dei balli meravigliosi, si è rievocato anche da Dior. Mi piace metterci dentro anche la moda. Ma sì, mettici dentro anche la moda, facciamo un po' di ballo storia, blu, un po' di cultura. Ecco, Ci del piace. principe Orlowski, insomma, tante cose belle. Insomma, le feste nei palazzi sono un must, così tanto quanto l'arte di strada. Certo. Ovviamente per un pubblico diverso, più privilegiato, però io credo che valga la pena una volta nella vita di mettere da parte qualche soldino e vivere anche quella dimensione lì, sfarzosa e intima al tempo stesso. Quasi onirica, perché sembra di essere Assolutamente sospesi in un onirica. altro mondo, La no? cosa bella è che i palazzi veneziani sono tutti estremamente ben conservati e quindi quando entri veramente in una surrealtà. Esatto, sembra di essere proiettati in un'altra epoca quasi, in un Assolutamente, altro soprattutto se per caso mondo. appunto sono frequentati da maschere durante un ballo in maschera. È un'esperienza senz'altro straordinaria e questa del Casino che sarà inaugurata il 19 e il 20 e poi ricomincerà dal giovedì grasso fino al martedì grasso, è senz'altro prestigiosissima, vista anche, ripeto, la collaborazione artistica di Antonia che è un must veneziano. Certo, assolutamente. Quindi tu sarai impegnato lì tutte le sere ma non mi abbandonerai, vero? No, io cioè non vengo è che vai qua a fare e la là. baldoria Io sarò e poi sarai onnipresente, stanco. sarò ubiquo e anche dopo, guardate già sono obliquo dopo ieri la riapertura dei locali, figuriamoci andando avanti nel carnevale, però tanto siete abituati, per cui insomma riusciremo a cavarcela. Riusciremo a ve lo cavarci, in prometto. qualche modo, Sì. ce la faremo. Non mi abbandonare, principe, per Ma favore, poi perché ecco, senza una di te cosa non so come simpatica fare. potrebbe essere, lo chiedo alla regia, che io quando comincerò a ingranare anche con le feste possa raccontare degli aneddoti di quello che è successo la sera prima alla festa. Ci pensano sopra. No, ma è perché fanno i preziosi, fanno i preziosi.
Ma io qua ho uno staff di trucco e parrucco che riesce a nascondere Brave, qualsiasi trucco cosa. e parrucco. Per cui guardate che bello che sono questa. Allora, se così sono inquietante, figuratevi senza trucco. Ma cosa dici mai? Per cui questa povera donna, io devo dire che ha un coraggio incredibile nel presentarsi in camerino quando io ancora non sono magari pronto. Io ho lo stomaco forte. Però- Guarda, l'unica cosa, principe, la parrucca. Allora, a me questa posizione piace tantissimo perché ho lo schermo che ci vedo abbastanza, non vedo salsicce volanti, però ho la Sembrano salsicce parrucca, anche queste. ho la parrucca del principe che mi copre la visuale, quindi non vedo salsicce, però vedo dei cornetti, delle brioche. Guarda che meraviglia le immagini del ballo del Doge, stupenda. Io ho collaborato con Antonia Sauter per ben 12 edizioni. Ed è straordinario. Sarà sicuramente qualcosa di molto bello. Però adesso torniamo alla realtà, perché questo è un po' qualcosa oltre, no? Esatto, qualcosa di cui vi abbiamo anticipato, ma ancora Non di cui non troppo. abbiamo racconti, quindi avremo modo, insomma, di sapere quello che Non vedo l'ora di che ingranare succederà. anch'io. Settimana prossima avremo le prove generali, perché a tutti gli effetti sono spettacoli anche quelli. Certo, c'è anche il burlesque, mi sembrava Si di aver chiamano capito. dinner show. Dinner show, certo, perché c'è uno show, c'è una... Aspetta che c'è faccio la faccia del una dinner show. Perché hai mangiato troppo? No. No, dinner show un po' snob. Ah, ok, perché è un po' snob. Pensavo fosse la tua faccia normale, quella snob, scusa. No, vabbè, basta, ok, basta, non ti prendo più in giro. Alexandra, ci senti? Che è in diretta da Campo Ancassiano. Ciao, Sì, ti Alexandra. sento. Ciao a tutti. Eccoci. Ciao a tutti. Ciao, Alexandra. Dobry Ciao, день. principe. Ти русская, правда? Sì, sì, esatto. Che la nostra Alexandra è russa, quindi salutiamo anche chi ci sta seguendo ovviamente dall'estero, tra cui anche la Russia. Che cosa sta succedendo? Allora, abbiamo lo mago, si chiama Abakuk. Ah, Mago Abakuk. È un personaggio, sì, è un personaggio che sembra venire direttamente dal Medioevo. Quindi è un mago medievale, come se fosse quasi il mago Merlino. Sì, sì. E anche i Abakuk. giochi medievali. Un po' Bakuk. Un po' Bakuk, un po' Bauk. Ecco. Un po' Bauk. È bello, lo vedo, sì, mi piace molto perché l'arte di strada, perché prima erano a corte e poi magari venivano cambiati, quindi venivano mandati anche fuori di mangiafuoco, i giocolieri o questi giochi di magia. Credo che faccia, se non ricordo male, il gioco anche delle tre carte. Delle tre carte, delle tre tazze. Delle tre tazze. E, è nato proprio nel periodo, nel Medioevo, quel tipo di arte lì. I giullari, eccetera. Sì, adesso Ok. abbiamo un gioco Adesso con sparirà un il bambino? Sì. Ma guarda che bravi che sono. Gli legge la mano? No, secondo me lo fa sparire. Fa sparire il bambino. Sì, secondo me sì. Ah no, gli ha messo in mano... Cos'è? Una salsiccia? Una salsiccia. Abbiamo un pele. Una salsiccia rossa. Salame. Pomodoro. Un grissino. No. Ah, fa fare al bambino la magia. Colpo di scena. Apri la mano. Oh! Due, tutte e due. Ma che bravo! Vedi che bello, perché il messaggio, Alessandra, vero? Sì, Alexandra. È bello il messaggio, è bello perché abbiamo tutti qualcosa di magico e il fatto che Abakuk lo faccia capire ai bambini dà loro quasi anche, no? La forza, give the strength to go on in this difficult age, to be a boy or a little girl is very difficult nowadays. Anche ci sono tanti piccoli bambini che giocano con il mago, con lo mago. Cos'è che non vedo? Un gelato? Uno yogurt? Un messaggio, è arrivato un messaggio. Cioè io ci ho visto uno yogurt, ragazzi. Ho qualche problema con la vista. Erano dei soldi, cos'era?
Un fazzoletto. Ah sì, un fazzoletto. Spiegaci tu che sei lì, che noi non riusciamo a capire vedere più di bene. tanto. Un signore ha portato un fazzolettino di carta al mago, giusto? Sì, e adesso facciamo come un fuoco. Ha bruciato, che non si è bruciato. È un mago. Ci stai capendo qualcosa? Ma non è necessario capire, l'importante è divertirsi. Ma il fazzoletto gliel'ha dato un personaggio Questo è del pubblico? un po' tanto antico. Ma il fazzoletto gliel'ha dato un personaggio del pubblico che non ho capito o l'ha tirato fuori lui? Perché secondo me è un fazzoletto Guarda adesso cosa... Il pubblico, sì. Oh. No. Oh. No. Sì. No. Ma... Mi è piaciuto perché ho sentito un urletto di stupore proprio di Alexandra. Sei stupefatta, Alexandra? Ma com'è possibile? Sei stupita? Sì, esatto. Sì, carina. Sì. Oh, è andata, bravo! Che bravo, bravissimo. Io applaudo anch'io. No. C'è una musichetta che la bambina balla, sì, penso che sentiamo. Tipo un salterello. No, secondo me è solo la bambina che è un po' agitata. Ah, vabbè. È Adesso contenta. cosa vorrà fare ancora con quel cappello? Cosa ci sarà? Un gioco con carte. Una carta dalla bocca gli è uscita. Sì. Ma tu ci credi alla magia, Alexandra? Ci credi alla magia? Sì. Boh. Ma non è facile rispondere a questa Perché non domanda. capisco niente, davvero, ragazzi, non capisco niente come succede. Non capisce il trucco. Certo. Il trucco c'è ovviamente, però se non si vede è troppo intrigante e divertente. Ma io credo però che esista, io sono convinto che esista, magari non la magia di queste cose, ma la magia ad esempio... In generale, il concetto più ampio. Sì, cose anche naturali, estremamente particolari, e un fungo... Io Perché penso il fungo semplicemente... Perché hai tirato fuori i funghi? Funghi, quell'altro tipo di funghi, quelli che... Non lo so, i funghi che fanno caldo all'aperto. No, io stavo pensando a un altro tipo di funghi. Non pensarlo. Ma... Ok, mi fermo. Comunque, la magia nel senso il più... fungo è un essere stranissimo che nasce da una muffa, una cosa, diventa... Ma qualsiasi cosa, se ci pensi, è magia, cioè tutto che ha a che fare con la natura. Mi intrigano perché ci vivono i puffi. Ah, per i puffi. Tu ne hai mai visto uno? Sì. Davvero? Quanti sono grandi, piccoli così? Una mela, poco più. Oh, Dai, no. ma non ti ricordi? Comunque, sì, la magia... Giorgia dov'è? Wow, andiamo da Giorgia. Giorgia con perché ci uno stavamo un po' spettacolo perdendo col bellissimo. mago Abacuc, ci stava mandando in trip. Sì. I funghi. Andiamo da Giorgia. Giorgia? Giorgia, ci senti in diretta da Campo San Geremia? Ci sei? Guaritore magnetico, esperto nell'arte della trasmigrazione della materia, esperto nell'arte della trasmutazione della materia, spacciatore di buon umore, campione della razza ciarlatanesca, ma soprattutto mago della maiella e il mago che tiene lontano la biella. Guarda! Il mago della maiella dietro la porta non c'è un ferro di cavallo, c'è un cavallo di ferro. Il mago della maiella non si limita a leggerti la mano, te la legge, te la sottolinea, te la fotocopia e ti rilega il libro dal titolo Il manoscritto. Il mago della maiella ti mette in contatto con lo spirito guida, ma ti mette anche in contatto con lo spirito parcheggio.
perché lo spirito guida ti guida, ma poi chi ti parcheggia? Bella domanda, bella Il domanda. mago della maiella è contro la magia nera, è contro le messe nere ed è contro le 7. Come fai a svegliarti alle 7 di mattina? È troppo presto, è vero? Lui dice di sì, è vero. Vero. Il mago della maiella, come avete capito, viene dalla Maiella, questa montagna abruzzese che si trova nella provincia di Chieti. E il suo motto è Chieti e ti sarà dato. Guarda! Che bravo. E adesso vi darà prova dei suoi poteri. Per questo primo esperimento ha bisogno della gentile collaborazione di uno di voi. Questa persona verrà scelta con un metodo casuale. Prenderò questa, la lancerò in mezzo a voi. La persona che verrà colpita, in un modo o nell'altro, verrà qui sul palco, vivo o morto. È troppo violento. Un altro metodo più dolce, metodo elettronico, vediamo. Il metodo elettronico ha scelto te, proprio te. Come ti chiami? Devi stare lì, non ti devi muovere. Tu, come ti chiami? Tu. Andrea, di dove sei Andrea? Venezia. Un applauso per Andrea di Venezia. Bravo Andrea, bravo Andrea da Venezia. Forte l'applauso, anche là in fondo. Anche dagli studi. Faremo un esperimento di trasmigrazione della materia. Alberto di Venezia, tu conosci queste carte? Andrea, in un'altra vita si chiamava Alberto, è vero? Che carte sono queste? Come? Sono carte napoletane, sei moglie? La sua compagna? La sua accompagnatrice? No, è l'amante. Ci stai L'amante. Va bene, non ti preoccupare. Suggerisci, fai finta di essere sua moglie e suggerisci. Che carta è questa, Andrea? Un fante, bravissimo. E questo? Spade. No, sono bastoni. Spade questo, proprio spade questa. È proprio una spada. Sono salsicce, erano le 3 salsicce di ieri, vedi che torna tutto. E questo è un bastoni. Sono spazzolini. Danari. Questo? Fantastico, a Danari va sempre bene. Va benissimo, un altro applauso per Andrea, vi piace Andrea? Bravo Andrea, sul pezzo. Carte napoletane Andrea, sono... Facciamo una cosa, le andiamo a mescolare, va bene? Tu mi devi dire semplicemente basta quando vuoi tu. Prima di domani o... Quando vuoi. Mettiamoci d'accordo, Andrea, le cazzate le dico io qua però, va bene? Mettiamoci d'accordo, Andrea. Guarda, facciamo un esempio. Io mescolo e tu mi dici basta quando vuoi tu. Sì, quando vuoi tu. Che carta è questa? Sempre quella di prima. La riprendiamo, guarda. Vediamo questa qua, che carta è questa? Perfetto. L'esperimento è semplicissimo. Io mescolo, tu mi dici basta quando vuoi, tu guarderai la carta, tutto il pubblico guarderà la carta, io non guarderò la carta. E i bambini... specialmente quelli che hanno visto, quelli che hanno visto prima lo spettacolo. Andrea, quando vuoi tu, io vado a mescolare e tu mi dici basta, vai. Basta. Questa è la carta, questa qua, che Andrea ha scelto per voi. Prendiamo questa carta, la rimettiamo in mezzo al mazzo, prendiamo il mazzo e lo poggiamo sul tavolino Bo. Un applauso per il tavolino Bo, grazie. E per Bo, grande giocoliere, grande equilibrista. Esperimento di trasmigrazione della materia. La carta dal tavolino Bo finirà nella mia tasca interna. Ci credi, Andrea? Sì o no? Sì, uomo di buona fede. Ah sì? Andrea, è questa la carta? Non è questa la carta, Andrea? No? Qual era la carta, Andrea? No, ho sbagliato. Ha bevuto, suggerisci. Che carta era? Coppe, qualcosa di coppe, non mi ricordo. 4. Uno peggiore non lo potevo scegliere, va bene. 7 di coppe, quindi secondo te io ho sbagliato, Andrea? No! Che bello! Andrea di Venezia!
Geniale. Stranissimo, bravo, come ti? La gente è stupefatta Il davvero. mago della maiella, oltre ad essere un esperto nell'arte della trasmigrazione Giorgia, della ci materia, senti? Giorgia? è un esperto nell'arte della trasmutazione della Ti materia. sentiamo molto lontana, devi parlare un po' più forte. Dallo... Tu l'hai capito il trucco? Hai capito come ha fatto, come è funzionato? L'abbiamo persa? Abbiamo forse un piccolo problema tecnico? Ok. Oh, che bello! Ah, che bello! Dalla regia ci dicono che abbiamo un'intervista. Questa cosa mi incuriosisce molto. Sì. Vediamo, dai. Colleghiamoci, dai, che siamo speranzosi perché insomma Sì. scoprire qualcosa Chi è da che era? Da retroscena dove? è interessante. Milena da Campo dei Gesuiti. Bello tra l'altro anche quel campo. Milena? Mi sentite? Ciao Milena. Ciao. Ci senti? Ciao Grinda, ciao principe. Sì. Fatti vedere. Gira un attimo il telefono. Ciao. Eccola. Ciao tesoro. Allora, stai andando a intervistare un artista? Sì, da questo campo pieno di bambini. Ha appena finito lo spettacolo di El Bekin che ora sta ritirando perché inizierà tra poco lo spettacolo di un altro artista. Tra poco inizierà lo spettacolo di un altro artista che vedete là in fondo e si chiama Kalou con il suo Kalou Strip Show. Riuscite a vederlo? Perché si chiama il Bekin? Si sta Cosa preparando per... Questo è l'altro. Allora, questo artista, questo che ho con i capelli Ah, era ecco Kalou. perché ha una bara. Che vedete che sta ritirando si chiama El Bekin e fa questo numero con marionette scheletri, vedete? Ok. Avvicinati, facci vedere tutto da vicino, così fagli vediamo i qualche dettagli. domanda. Perché ad esempio io ho sempre sostenuto che Venezia è la città dell'erotismo e della morte, Eros e Thanatos. C'è questo sentore un po' decadente, un po' grottesco in tutta la città. E vorrei sapere lui a cosa si è ispirato, fagli questa domanda. Per questo, cioè se viene una tradizione, un qualcosa che aveva già visto, ha voluto riproporre a modo suo, chiedigli perché tutti sti morti. Perché questa scelta Allora, un po' al momento sta sistemando in realtà perché deve iniziare l'altro spettacolo e quindi deve sistemare, non so se riusciamo a fargli qualche domanda, sì. È un po' inquietante, sono testi. Dai, provaci, al massimo se ti insulta dai la colpa al principe, ok? Di che il principe Agosti che Mi ormai chiedono dallo studio come ha iniziato a usare questi scheletri marionette, per che motivo? Guarda, ci vedrebbero un concerto proprio qui a Venezia, nel Carnevale di Venezia, esattamente nel 2007. Parla più di 15 anni fa, forse, se faccio bene i conti. Non si sente, devi fare una traduzione. Ok, sì, adesso ripeto cosa sta dicendo. Dice che ha iniziato il Carnevale di Venezia circa 15 anni fa. Nel 2007, Nel quindi 2007. per me è un piacere tornare qua come artista in programma invitato dal Carnevale, soprattutto rispetto al mio lavoro che vuol dire che in tanti anni ho fatto tanta strada. Ed è molto felice di essere qui al Carnevale di Venezia tra gli artisti invitati. Come si chiama e da dove Come si chiama e da dove viene, esatto. Chiedono come ti chiami e da dove vieni. Io mi chiamo Dario Marodin, vengo dall'Alto Vicentino, esattamente da un paesino della provincia di Vicenza. Viene da un paesino della provincia di Vicenza. Però ha nell'Alto girato il mondo, Vicentino, sì, si chiama abbiamo Dario. Ha girato il mondo con questo suo spettacolino per le strade. Qual è il posto più lontano dove sta? Qual è il posto più lontano dove sei stato con questo spettacolo? Come ti chiami tu? Ci devo pensare. Alessandra, quello che dovrei fare. Ci deve pensare. Sono stato sia in Sud America che nel sud-est asiatico e in Etiopia, i posti più lontani. Dice che i posti più lontani sono il Sud America, il sud-est asiatico e l'Etiopia, quindi sì, ha però, decisamente girato il mondo con questo il spettacolo. suo è un messaggio che cerca di esorcizzare un po' la paura della morte. In questo periodo purtroppo l'abbiamo avuta e continuiamo a averla in certi casi. Cosa sente di riuscire a dare al pubblico grazie al fatto che lui ironizza comunque anche
sulla morte, insomma, sulla dipartita. Chiedono se il tuo è un messaggio per esorcizzare la morte in questo momento e cosa pensi di poter dare al pubblico. C'è stato un momento nella pandemia in cui avevo molta paura di portare in piazza questo tema. Davvero, signore e signori, ecco a voi Piero Pelù. Importante esorcizzare la morte e ricominciare a sorridere senza la paura, scherzando appunto su cassa da morto, scheletri, tutto quello che è a tema morte. È arrivato il momento di lasciarla alle spalle e di ridere sopra. Dice che ha avuto un momento durante la pandemia in cui aveva paura a portare questo spettacolo proprio per i suoi temi, ma che ora è arrivato il momento di esorcizzare questo tema e di riderci anche su. Bravo, fagli i miei fagli complimenti perché io sono molto dark nell'animo, quindi tutto ciò che ha a che fare col grottesco, con Eros e Thanatos mi diverte molto, quindi fagli i complimenti da parte mia personale. Bravissimo. Ciao cara! Adesso noi prendiamo un altro collegamento e ci risentiamo prossimamente. Ciao Milena, grazie. Ciao Milena. Poi dipende anche dalle culture, no? Perché ci sono delle culture in cui la visione della morte è il carnevale messicano. È il carnevale messicano, quindi soprattutto in Messico. Quindi diciamo che ogni posto poi ha le sue credenze, le sue culture e anche la sua visione della morte, no? Quindi noi subito la pensiamo come una cosa negativa, però in realtà nel momento in cui muori, che problema c'è, giusto? Non bisogna preoccuparsene. Soprattutto se non si è comportato bene in vita. Esattamente. Ma adesso ci ripigliamo dopo questi discorsi un po' dark. Esatto. Dopo questa lezione di filosofia ci riprendiamo un po' perché mi hanno detto che ci sta succedendo in Piazza Ferretto un casino allucinante, che stanno facendo confusione, c'è della musica, insomma voglio collegarmi con Anna Laura da Piazza Ferretto, quindi se è possibile aprire il collegamento che voglio scoprire cosa succede. Guarda, cosa sono pirati? Eccomi! Ciao Anna Laura, ciao! Oh, wow! Eccomi di nuovo! Allora, qua ci stiamo divertendo tantissimo in Piazza Ferretto. Sì. Stavolta voglio presentarvi il grande cantagiro Barattoli. Loro sono degli artisti che suonano un sacco di strumenti, come potete vedere, hanno anche le marionette. Sai che non lo so. Sono bravissimi entrambi. Che ti viene il dubbio. Sì, è un gruppo i bambini si stanno divertendo tantissimo. Chi se ne va prima che finisca porta una sfiga tremenda. Quindi rimanete, ve la siete giocata così, dovevate andare via prima. Non vi conviene dopo questi 2 anni andare via prima di questa gara. Allora, vi faccio una domanda. Sono solo 3/4 d'ora. Dovete sapere che io sono un po' appassionata di moda e quindi mi sono cercata lo stile con cui loro sono vestiti. Secondo voi che stile è? Bella domanda. Cioè all'inizio io che sono miope sembrava uno stile un po' piratesco, che non so se nel linguaggio della moda esista, però adesso che li guardo bene con i pirati non c'hanno proprio nulla a che fare. Un po' campo, un po'... Quelli che si vedono. Non saprei, lo vedo abbastanza fantasioso. Allora, il loro stile Dimmi. si chiama steampunk. Ah, lo steampunk! Però vedi, ecco, steampunk già. lo stavo per dire, però vedevo pochi elementi meccanici, però in realtà sì, gli occhiali, soprattutto quello col mandolone. Esatto. Il famoso mandolone. Esatto. È che non posso avvicinarmi più di così perché è pieno di bambini qua che si stanno divertendo tantissimo. Oh no, se non pensate. No, mi farei vedere. Scherzo. Riesci ad abbassarti un po' e a farci vedere in primo piano i collaboratori, gli elementi più Ma poi piccoli. con che cosa li muovono? È un po' strano. Come fanno a muoverli? L'unicorno è meraviglioso, però... Ecco, abbassa... Ecco, signorina che... Ah, che bello, che meraviglia, mi piace proprio. Guarda che bella questa inquadratura. Eh sì, brava. Bellissima. Brava Anna Paola. Poi è difficile
difficile anche per loro che stanno suonando, che devono pensare anche di dare il movimento ai loro collaboratori in basso, diciamo. Io credo che ad esempio per il violino ci sia proprio un filo legato all'archetto, per cui... No, no. Come fanno? No, è proprio... Ma è che divertente. Allora, il tuo compito sarà quello di indagare come diamine fanno ad animare, se non che sono veramente così. A meno che non dei siano piccoli veramente... esseri viventi. Esatto, ci sono dentro tipo delle bestioline che si muovono sul serio. Gli gnomi. Esatto, o i puffi. Io ci credo. Indaga sulle loro tecniche se ti va e poi ce le racconterai. È molto divertente, anche il genere musicale è allegro e simpatico. Sì, è un po' folk. Sì. Quasi c'è. Hanno cantato anche in inglese, oltre che in italiano. Bravi! Tu sai da dove vengono loro? Sono italiani. Allora, il gruppo nasce nel 2013 ed è un collettivo di artisti. Appunto hanno moltissimi talenti, come potete vedere da tutti gli strumenti che suonano. Che succede? Oh, aspetta che sta succedendo qualcosa. È venuto un crampo. Non è un crampo, maestro. È la mia posizione teatrale per la tristezza. Signora, anni e anni di studio per ottenere questi risultati. Si vede, vero? Si vede. La vedo stupita, È il momento della primavera, strofa triste. Il grillo riesce a ottenere la mano della formicolta. Anche loro appartengono la zampa della formicolta. Soprattutto napoletana. Sì, il mandolino. La gran cassa dietro i piatti, suonare addirittura i campanelli sulla testa. Le mamme che rincorrono i bambini con le pentole. Nasce tutto da lì. Si nasce tutto da da quel lì. trauma nascono poi gli artisti che mettono a frutto l'esperienza. La regia è qui a dirci qualcosa. Sì, che lui... Ok. E poi siamo in fase conclusiva. Va bene, però prima di concludere salutiamolo. Non lo sapevamo nemmeno noi, abbiamo avuto questa notizia testè, adesso chiamiamo Domenico. Ciao Anna Paola, bellissimi ragazzi. Grazie. A presto, buon divertimento. Grazie mille. Dai, colleghiamoci allora, prima di andare ai saluti, con Domenico che è in Campo Santa Margherita, che lui ha visto 2 spettacoli. Prima ci siamo trovati nel passaggio tra l'uno e l'altro, adesso sta concludendo il secondo, ci vuole raccontare, ci vuole salutare. Domenico, ci senti? Ciao, sì, sono qui di nuovo da Campo Santa Margherita. Adesso stiamo assistendo a questo secondo spettacolo di Gera Circus che sta facendo dei giochi equilibristi, ha anche coinvolto alcuni bambini del pubblico. Io vedo veramente l'arte circense ma anche molta eleganza, tipo l'uomo con l'ombrello, adesso anche questo è bianco e nero, è veramente tutto estremamente divertente ma raffinato, elegante, proprio adatto al concetto del Carnevale di Venezia, che non è mai stato così grasso come poteva essere quello di Bologna o di Roma, eccetera. È sempre stata una nota elegante, un po' decadente, misteriosa. Questa raffinatezza che un po' è intrinseca nella città, certo, nella venezianità, quindi questa cosa poi si trasmette anche chiaramente nelle arti. Lo vedo elegante, nel suo essere un artista di strada, ha un che di veramente chic. Sì, come se fosse su un'enorme perla. Ecco, io una performance così la proporrei per un evento di Chanel. Bello, ce lo vedo un sacco. A meno che non sia già stato fatto, però ce lo vedo. Non crede? No? Vado a tutti gli Ma eventi. tu che li conosci tutti sicuramente lo sai. Già dal secolo scorso, e da quello prima, e da quello prima ancora. Sì. Gli eventi tutti te li sei fatto? Molto bello. Domenico, Vero? hai sentito quello che dicevo? Sì, sono Sei qui. d'accordo? Sì, sentivo. Sì, infatti sì, sarebbe davvero bene per Chanel. Hanno messo un cavallo, ma non ancora un'erla. Una grande perla. Una grande perla, non per un grande pirla. Non No. Okay. Per la miseria. No, assolutamente. Carnevale ogni tanto scappano le battute così. E stiamo cercando di controllarci. Mamma stiamo mia, anche facendo del facciamo nostro training meglio. autogeno
ogni volta in camerino quando ci finiamo di preparare. Esatto, così possiamo scaricare tutto prima per evitare di dire baggianate in diretta, però stiamo cercando di controllarci, delle volte è veramente talvolta molto difficile. Sì. Ci salutiamo, Domenico. Bene. Ciao. Grazie. A presto. Ciao. Perché ridi? Sono allergica a te, ho appena starnutito. Non ci credo. starnutito Siamo arrivati a questo punto. Ho starnutito in un modo buffissimo. A questo punto no, me ne ti vado prego, io. principe Morisse, devo No, prendermi ma me una ne vado pausa da perché te. ce ne andiamo tutti. Devo prendermi una Ma pausa non da è te, chiusa, basta. Non è chiusa la diretta, è Ah, no? soltanto in pausa perché ci dicono che dalle 19... Di nuovo qua. Sì. Di nuovo. Perché c'è una sorpresa meravigliosa, non potete mancare, mi raccomando, è veramente importante, perché è qualcosa di speciale che abbiamo tenuto un po' misteriosa sino ad ora, tant'è che fino all'ultimo momento la regia ha detto se non ve lo dico io non lo dite, invece lo possiamo dire perché non c'è niente da dire. Ah sì, no, aiuto, mi fa paura, la mia regista mi terrorizza. No, è confermato. Collegatevi alle 19, avrete una sorpresa straordinaria che sarà possibile vedere esclusivamente così. Quindi siamo qua su sui Televenezia, sui social, quindi YouTube e Facebook, Facebook, canali ufficiali del Carnevale di Venezia. Venite, tornate perché anche noi stessi siamo entusiasti di poter assistere assieme a tutti voi in tutto il mondo. Come back at 7 p.m. because we are 7 Italian time because we have a very special show. A surprise, yes, to show you. So come back. It will be for about one hour. More or About less, 1 hour, circa un'ora di qualcosa di veramente stupendo e di molto veneziano. Ma tu sai già che cos'è? So tutto ma non te lo dirò mai. Ma a dopo. Io non so Ciao. niente. Dai, Ciao. allora ci vediamo questa sera alle 19 e poi ci troviamo Se anche state sabato pensando di prossimo. assistere, vi ricordiamo che tutte le esibizioni sono ad accesso libero. Attenzione a rispettare tutte le indicazioni previste, mascherina, distanziamento, portatevi sanificatori per le mani, eccetera, e poi potremo mai dimenticare gli sponsor, infatti stavamo andando no. via, fallo tu. Certo, Che allora io sicuramente lo sponsor gradisce. volevo dare anche l'appuntamento fisso del prossimo weekend, quindi sabato 19 sempre dalle 16 alle 17:30 e anche domenica 20. Però tutto questo è possibile grazie ai nostri sponsor che saluto e ringrazio: Camera di Commercio Venezia e Rovigo, Lavazza, American Express, Consorzio Tutela Prosecco Doc, Eni e Trivago. Tutti gli aggiornamenti sui canali social del Carnevale, come abbiamo detto, come detto prima, però ricordiamo il sito dove ovviamente è contenuto tutto quanto, www.carnevale.venezia.it, e ci vediamo dopo. Una domanda. Dica. Vediamo se sei preparata. Chi partecipa al Carnevale di Venezia e vuole mettere su Instagram o sui social, qual è l'hashtag? Hashtag Carnevale Venezia 2022, suppongo. È quello? Direzione? Direzione confermate, sono stata promossa. È quello, brava. Carnevale Venezia 2022, grandi. Alleluia. Se volete anche mettere Ci vediamo alle l'hashtag 19, guai a chi Remember the manca. Ci vediamo Sarà dopo. stupendo. Grazie. Ciao, a dopo. Ciao.